Robert De Niro, Clint Eastwood, Sylvester Stallone, Robin Williams, Jennifer Lopez. In questo film non ci sono. Pesca ti presenta che ci fa di buon. No, ma tu me la metti? Se tu me la metti, tu con la mia pesca mi capi, sono io superiore tu. A volte tu vuoi che bene come ti fai del genere, dici, vero, tu mi stai sempre a me pesca. Di casa mi cazzo, mamma, tu dai. Sto un po' di ice, scegli. Ma io tu, ma chi lo sai che facevo io? Io faccio, ma tutto quanto pesca, capisci? Ma dai, la mia, vediamo, ci mettiamo. That nigga buy low. I got the money, I got dubs, I got everything rich on the floor. We bitch with the two nigga, fuck this shit. How we think, go? And look at that motherfucker, I'm from Kulu. And if the fuck about you, you might follow. Say that you ain't one small. Good for that shit. Stop, motherfucker. Yeah. Fuck this fucking nigga, local rally, blah, 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 start. I'm motherfucking nigga. I give a damn about it. This is me, G Hall. I talking the bummer, Lady Carl, Benedicta. She's so cool, she's so cool. She got a I wanna fuck the lady, you know what I'm saying? I wanna need hard in my bed, call this fucking pussy. Cause I will G hard, I'm a nigga, shit that fuck motherfucker. You know what I'm saying? I fuck that car. We got that impressive shit. We're talking about bitch, no Benedicta, and they got fat booty, everything, motherfucker. And let a bitch go, and let a bitch go, and let a bitch go, and let a bitch go. Bugatti, let's go. Bugatti, Pressico, yeah, check that, y'all. If we come to freestyle, come see Napoli. We got everything going on over there. City one small G-Hard overdone. Papa Lasco, G-Hard overdone. Bugatti, Pressico. Yo, check that. Yo, break it down, step it down, roll it down. This is G-Hard, one second. I got my AK right here. Come wanna fuck with me. I don't know about any other one. All I know is some my lady Benedicta. Lady Carl, she's so cool, she's so hard. I love her breast. Like a real Swiss nigga. Got a bum bum. I don't give a shit. I need that pussy in my bed. I wanna fuck the pussy like a real nigga. I'm a hustle, we no gangster. Real in it. Guess what?
You know, real undergrounds, we give the fuck about the police. Yeah. If you change around as we coming up, Yeah. we never pulley. You might see that. I'm still over dog. Fuck this shit. Let motherfucker give it to you all. Ain't fucking around. See my face. I'm just locked down with a bitch called Benedicta. That nigga, that bitch got big up from Culo, motherfucker. Chill. What the fuck? Uomini e merda, posate le armi! Lucarelli, vaffanculo! Alasco! Lasca benedetta! Capito? Io ammazzare te! Perché tu parlare così? Io ti rompo il culo! Capito? Alasco! Undici nel banolo, che vai buono tu! Persico, ma chi sta passando su che do bufalo? Ah, vuoi Benedetta? Se non ci dà una cauzione, non ha niente! Che sarebbe sta cauzione? 4 permessi di soggiorno! O c'è un chiasso 4 struzzo per messi di soggiorno? Indeterminato. Ma stai capendo che stanno dicendo, Persico, che si fa? Aspetta, non ci capito proprio niente. Alasco, parla tu qua, che se non capisco! 4 permessi di soggiorno a tempo indeterminato! Hai capito? 4 permessi che? 4 permessi di soggiorno per andare in Italia! Alasco, io ti do tutto quello che vuoi! Basta che mi dai a benedetta! Ah, vuoi a Benedetta? Oh, my friend. Non è 4 per soggiorno. 4 passport. Do you hear me? Alasco, e mi fai parlare da chi? Non lo capisco! Cosa vuole? Aspetta! Agit volemo 4 passport! Yeah, I think that's cool, man. 4 passports is okay, man. I'm gonna leave a hat out of this place, man. What is Benedetta? Yeah, what about him? Let's fucking... Buttate le armi! Non vi muovete. Persico, mandala solo a benedetta. Fateli girare lo sto, subito. Ok, my friend, where is Benedetta? Don't kill me! Benedetta, where is? Speak for me! Piano. Where is Benedetta? Benedetta. Benedetta! Where is? Speak for me, now! What? Benedetta, where is? Persico! Easy, boy. Stai facendo troppo burdello. Benedetta, dove sta? Persico, hai visto come si fa? Rispetto alla capitano. Ah, beh, pigliamo. Guarda che sticca che a Benedetti ci pensi. E mi facci dire bravo, eh? Non vi muovete. Amo, sai che come non fa la porta? E fallo tu la sia mettere un tuo frigorifero. Andiamo, metti a persi tuo frigorifero. Ah, Persi, non mi faccio la mamma e vengo. E gli fammi salta con caffè. Persico, ultimo che si fa barba e ghiescia. Non le metti su grencianizzi, capito? Prego, signora. Lo sai che quando scende? Ma poi tutte le mattine ce l'avete a stirare sto trecce. Ci tengo a sé questo treccio. Penso che lo sanno è pulisse. Isso sì, ma pure voi. Ma sai, per me è la vita mia. Buongiorno, Persi. Aspetta, lo trecce è pronto, ma lui a quando Persi, non è? mi chiama lei questa barba la faccio perché mi riceve in capo. Ma ci dà un pezzo che ce n'ha una fuglia, che sta. Dimmi, ma faccio sempre questa barba.
Pessico, ma non è così, chi è Benedetto? Come chi è Benedetto? Oh papà. Io va, piano. Non può dire. È più bello Raul che mi fai tu, chiaro bene che caro ti esce più. E sapendo di mastro, pettione che voglio, sto numero telefono. Io lo avevo una curiosità, ma quella da mangiare. Ma non c'è da mangiare. Io se fosse per me ci avessi tutta roba leggera, pochi pesci, pochi risi in bianco. Che si posso mangiare vicino a sì? Che l'altro che ti cerco, o gatto, e ci cerca la pasta, a genovese, a bolognese, o Raul, ti sei prima cantare. Che si pranzo di padrone? Ah, quindi è isso Sì. che ci piace mangiare. Ma che si può proprio una cosa leggera? Per cercare una parmigiana. Pensa un po'. Vabbè, ma con c'ho questo caffè? Grazie. Questo, ciao ciao. Dimmi. Non mi sei mai Amore, pochi caffè? Amo, no, stiamo noi, guarda, dobbiamo mettere in calza, amico, sai che a me non mi piace una sta roba di plastico. Non so, cioè. Non mi dice niente, dai, mettermi in calza. Sì, che si dice? Amore, non ce l'hai, no? Dopo stiamo, guarda dove sta. Perché ti voglio bene? Pessico. È un figlio questo. Che dai, ci amici? Hai visto? La gente che ci teneva. Però come al solito facciamo sempre tardi. Pessico, io sono qua per un soccorso. Non ti scudo mai visto. Diciamo, È sempre rispettoso mio marito. prima generalista pazziano, ma prendere l'ultimo posto. Va. Andiamo, andiamo. Amo, Signora, è stato un piacere come tutte le mattine. Piacere mio. Arrivederci. Ciao, buon lavoro a tutti, aspetta, tu t'hai già sistemato, quando bello, è venuto. c'è bisogno, guarda, amore, mi già sacci. Dai, piano piano, piano piano, verità. E già fanno fastolietti a stamattina. Come si è fatta tardi stamattina, fanno fastolietti. E chi è mo? Che è? Ma ti scordate la vista? Hello, Moses, I'm Damiani. How are you? You bad? You sleep? Okay, in Naples, here stayed the good time. When you come? When? In Italy? Naples? Next week? Settimana che tra. Okay, you have a present for me, remember? Yeah, I know, Ok, vieni a casa, sì. Ok, ti aspetto. I stay here for you, ok? Ok, bye bye. Bye. Ciao, state buono. Benedetto, comunque bella e buona, mi abbiamo la liberato, tutte cose fatte da ciò. Bella e buona, mi chiamano Masciolazzi, si poteva chiamare, ma mi sa mai non faccio. Ma se mi sbaglio è Tonino Viking che ti rimbetta. Non fa però che guarda. È Tonino Viking che se stanno inciuciando qualcosa. Come fa? Vieni con me, vieni. Aspetta, non fa camuffa però, un guarda. Vieni te ne chiami tu, grazie. Insomma, no. Aspetta, c'è un morire! Fermo! Fermo!
polizia, sì, fammi! Senti, pensi? Ma la motocicletta, oh! Messico! Messico! Ma ora capisci, tipo tu c'è ma morì pure, non avevi a su weekend, che si faccia con l'acqua se stesso. E tu che devo pure, che si faccia con l'acqua su, ma con me non la re, ma fa? Messico, se domani buttiamo questa motocicletta e l'abbiamo pigliata, mettiamo questi panni asciutto, e prima a faticare, ci manca questo, che è Messico, vero? Non c'è niente. Come sei bella! Questo mussilla street. Ma quando si caruccia. Ma bello quando mi quella bocca. Bella. Messico! Ah, guarda Messico, madonna! Messico! Ah, mannaggia, la miseria, mannaggia! Ho visto che c'è schiatta ancora! Non mi merda, ma la macchina qua! Quando è bello la macchina qua! Messico! La scaletta, facciamo a me! La scaletta! Sono elicotteri, Messico! Ho segnato 3 numeri, ho pigliato 12.000 euro. Ora sto pensando a fare un viaggio alle Maldive. Ma infatti, in Maldiva. Ho preso una stanza là, era l'unica disponibile, però ho pensato di portarvi a tutte e due con me. Ci prendiamo 15 giorni di vacanza, andiamo a festeggiare. Ma ce la fai? Guarda, come ce la faccio? Mi vedo con l'ispettore Lucarelli. Sta avvenendo contesto internazionale, non so che solite cose che siamo abituati a fare. Che c'è sta America, la Cina. Allora io voglio una cosa organizzata Al massimo. per bene, costi quel che costi. Che chi si stanno vedendo in America, Yes, I was telling you that I know Damien because when I was in Guantanamo, I know his cousin there. His cousin was a good guy with him, and I do a lot of things with him in Guantanamo, and after this he tell me that I can move with his friend, Damien. This is why I'm telling you that we have to do a lot of things with him. Pensi che sto scorrendo acqua? Sto scorrendo acqua, ma appena acciappo il weekend la già scassa senza. Che appena acciappa un maritacchi lo scornacchiatello e che la già combina, la già distrugge. Mi capite che tengo 13 ancora in fuso, sta chinese, ma io sento anche la casa. Voi pensate o 13, dopo che abbiamo combinato sta mattinata che è stato un disastro, un vero e proprio disastro. Comunque, io ho 13, io almeno il giubbino, grazie a voi, ci salvato. Tu possiamo braccio, ma è un creato, ma si non vuoi la mano per il fuso per il giubbino. Grazie a voi, veramente. Esposito, Dica, dottoressa. mi fai venire l'ispettore Lucarelli nel mio ufficio, per favore? Subito, dottoressa. Grazie. Sono contento perché se lasciamo a casa questo 13. Da lì mi fa uscire punta da capo. Mi fa spingolo. Mentre invece se era che siamo moglie a me, pigliava questo 13, o non di cose le vanno sporche. E se ti parla fra 8 mesi mi mettono una cosa in vuoto, capite? Invece mi va a casa, Daniele è dolce, ma cosa lo porto io? È come se avessi portato una ferita, capite? Si mette là, si guarda spingola, mi leva tutti i granelli di sabbia, tutti che la salsedine, e di mano a mattina ci tengo una data in quello. O tempo che mi addormo e mi scende, già sta una volta lavata e stirata. Rispetto in questo matrimonio non solo si aiuta buono voce, ma aiuta buono pure 13. Avanti. Rispetto alla dottoressa. E ci andiamo subito. Ora può essere che sta dottoressa mi manca, già sta cominciando a dombere un cazzo. Andiamo.
Fammi con si posso passare in tuo garage. Un attimo apri che si può. Sì, sì. Sì, caputo. Ehi. Sì. Sì. Tu chip. Ma insomma, ma tu si guarda. Tu di chip. Ci potete fare crema, c'è bene, tu ci no, non ti dice perché tu devi essere un toro. Va buona, ci devo fare crema. Va buono? Ciao. Ispettore Lucarelli, prego, si accomodi. Buongiorno. L'ho fatta chiamare semplicemente perché c'è... Prego, si accomodi. L'ho fatta chiamare perché c'è un caso internazionale da risolvere. Quando io sono stato a Coppa Navola, todavía a capire quando è? La soia era almeno 6 volte più grossa da me. Figurati che a Poppa insieme di quelli, proprio o capitano non sapeva niente. Quanto voglio bene, Damiano cominciava a cucciolare poco. Ha già esagerato. Esagerato. Però comunque il capitano insieme con la bicicletta. E comunque gli paga domanda all'organizzazione. Perché questa è una cosa che ci risolve a tutto il mondo. A me, a te, io voglio il nostro. Damiano, senti a me, tu a fare una bella figura e non ti creare nessun problema. Ti tengono compagno mio, Antonio Basini, che è un'agenzia moto. Te ne vogliono 20, 21, 22 che insomma non faccio. Talmente che sto bene, no? Con compagni tuoi unire che non vado sta America, appena è vero lo faccio diventare bianco. E i bollicini? I bollicini ci stanno pure i Chi bollicini. sapeva? 7, 8, 10 casci sciamma. Ma non mercato parallelo, è buono, Franco, è buono. Damiano, è ricco, che senza denaro non si canta una messa. Poi ti lascio una cosa di sorte. Non lo dato che tu abbia pigliato proprio il roba. Damiano, io avevo solo sta assegnamento, questo facevo gli assegni quando ero a scuola, quando ero nuovo giorno. E allora, il cash, e allora un po' dire che daranno 5-6 mila euro e pigliano proprio... 5-6 mila euro su poco, mi ha una cosa che più. Se già pigliato uno champagne ci vuole una cosa che più. Però tutto ha da funzionare alla perfezione, Franco. Tutto. Com'è andata? Come è andato? Ti si parla del tedesco che sta andando su scuola? Come? Parla un italiano strettissimo. Italiano strettissimo. Messico. Italiano strettissimo. A se fare che là, o dici tu, o se può, o di punto, ma quanto ci vuole ma chi ha dato lei? Qua ci siamo, a se fare che siamo, a se fare che là, o dici tu, o se può, o se può, o di punto, ma si va a settare. Ma state parlando della dottoressa? La dottoressa che hanno mandato, penso che si parla all'ufficio immigrati. Fa tanta scisci, secondo me che stai parlando di dialetto eroese, là, Foggi, dai. Messico, che sarà un chichinese, ma si va a settare, pace vicino a me. Si accomodi. Prima si va a stare per il buono. Ah, se non è che non lo dico! Ma se frega, la città che si mi ha chiamato la pazzia. E poi comunque mi ha dato la notizia. Sì. Stia tranquillo, signor Questore. Ho affidato il compito a uno degli uomini migliori. L'ispettore Lucarelli. Mi ha affidato un caso internazionale. Oh, insieme alla pace e risolvere i casi che ti rimane tu viking, ecco, tutti i lati là, c'ha dato pure un caso internazionale. Ma che mica conoscevo i viking? Che è straniero, Persico. Non lo conoscevo i viking. Persico. Poi mi ha fatto un nome di Franco Barone. Franco Barone ci sta pure da sta situazione, perché comunque si parla di una... Ma Franco Barone... Franco Ferriere, bravo. Sta Franco Barone perché si parla di una grossa partita di droga. E sta pure a India, perché mi ha fatto i nomi, poi tengo la lista segnata, poi faccio figurare a te. E che di lui ho girato il po' di lumine su ricchione, con pizzetto, la furia gas. Antonio Basile, bravo Alessio. Quasi internazionale, Basilo, Barone. Pessimo. Allora, forse potessimo cercare la... Pessimo, perché lei capite, non capaesse, perché comunque si è avvalso di me. Ma sicuramente porterà a soluzioni positive il caso. Sì, naturalmente lui sceglierà anche gli uomini migliori. Ma mi servono i migliori uomini sul territorio e un figlio di mamma che parla buono l'inglese.
Ma Roma mi sento felice, mi sento diversa, mi sento rinata. La vita mia proprio è cagnata così. A quando ho conosciuto Mauro Carrelli magari, non lo so, non so ci spiegare. E tutta questa gioia che poi mi sento linda, non vedo che tu sei felice per me, ma perché? No, non sono felice io. E perché? Sto sempre preoccupata. Ma poi rischio, pericolo? Troppo pericoloso. E forse invece a me è proprio quello che mi ha scatenato questa adrenalina, mi sento, non lo so, femmina. Che lui chiamamela Cammas, forse tengo presente, come sei prima, e l'ex marito mio, lo Salvire. Invece sta divisa, per me, che l'impermeabile non lo so, è tutto, guarda che è nitida innanzi all'occhio mio, quando vedo stare di la sera, pure sì, capisco quello che dici tu, magari un rischio, che c'è il rischio, mi sento un po' sola, perché poi il mestiere che diciamo porta i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Mentre tu a tavola, una telefonata solo e se ne da fuori. Però poi tutto questo mi piace che mi fa sentire importante. Si esce fuori, o parlo con qualcuno che mi sente una moglie rispettosa. E tutto questo non lo so, mi rende felice. Rispetto ai 8 migliori uomini reclutati sul territorio nazionale. Come lo fa? Com'è? Ma si la scientifica tu? Rispetto a sangue mi faceva avuto stomaco, la lasciava a chiesto, che quando tornava a casa sera non mangiava. E se vede? Paoli, tu a quale partita? Secondo me che sono le reparto malattie infettive. Guardate l'aspetto estetico di Paoli, ci deve il cappero qua. Aspetta, senza offesa, io sto pieno di encomi. E se vede, Paoli, che sei venuto in coma, come ti chiami tu? Rispetto Cosimo. E cognome, come ti chiami? Rispetto Cosimo cognome. E a Rossi tu? Io non scientifico. Che facevi? Aspetta, io faccio fotografo, non scientifico. Un fotografo? Ma come fai i matrimoni, lo persi? Mettiamola alla prova, mi sono stati raccomandati, anche tu volevi così, Cosimo, sta pistola. Cosimo, andiamo a fare un'operazione importante. Se non finisci questa mano con la pistola, l'operazione te la fanno a te. Persi, tu che ci puoi pigliare roba? Non raccomandamela alla prova, aspetta. Ma tu, io si paga buoni, io ti buone pure voce. Va buono? Persi, fammi liberare l'ufficio che ci fanno per i telefonati importanti. Non ce ne voglio. Pessico. Aspetta, lo dico. A chi che parla inglese devi pigliare? Sì. Lo so. Ma parla inglese, Pessico, che so se mi fa... Parla inglese, francese, guarda, parla quattro. Parla inglese? Sì. Chiamo. Vediamo. Pensi che mi mangiato tu prosciutto ieri, no? Mi dimentichiamo solo un anno di riente. Sana. Ci posso buttare tu saloniere. I need my good today. It isn't for tomorrow. If you do this, I will kill you. Yes, I will kill you. I tell you that I don't need for tomorrow. And I have to be in Italia. And I give you the money, I give you all things that you need. Is it okay? Pensi che ho cassato l'indirizzo della Villa Basile. Ma non a cosa mi ha qualcuno a fare foto della Villa Basile. A cosa neanche? A qualcuno, a cosa mi ha qualcuno. Vabbè. Colaia. Se l'indirizzo Basile, ma non a cosa mi ha qualcuno da fuori fotografo. Ciao dice! E Zuccio da sera è tornato, mi ha raccontato l'inseguimento che erano fatte, tutte cose nei minimi particolari. Ma non ho fatto un po' di emozione. Di solo si immagina, adesso che l'impermeabile, che li scende, sai, addirittura un po' per motocicletta. Hanno inseguito e sono caduto a mano. E mi ha sporcato il trench. E mi ha toccato il trench, ma il trench tutto sporco. L'acqua di mare, tutta la salsetta, tutta la seccata. Però sai che ci faccio mi sento bello, coppa la vasca, ci si stimata una cosa, ci fa tutte in macchina, ci fa a scinò. E mi sento bello fuori un balcone. Lei si è mai fatta. Stanza, va via, la signora Rocazzi, così la giochiamo. E mi fa sporco il balcone, e passa per qua. Faccio l'asta, e si mesce fuori tutto tanto bello rapido, che andiamo e passiamo per qua. Ma il trench no, il trench me l'era toccato, mi non tutto il piano, tutto come il trench. Me l'ha inguaiato. Ma mangia del ci si è arrivato.
E si sa gli avevo coppa, ti dove capire, sai caro mio, di dove palazza faccio strascino. Faccio buono? Sì. Andate, ti amo, mamma mia. Ah, mi dovete mettere d'accordo, andare a piccicare questi cristiani. E ma perché mi avete vegliato il culo? Mi siete presi in giro, non sto accendendo sta casa. Pare canzoni show. Faccio un balcone e mi fa una chiave. Faccio l'astro, lo stesso. O trencio no. Ma o trencio, no, ce l'hai poluzzato, ma già fatto da capo. Giusto. A parte che in succe può trencio te, i pergeristi, e poi pensi che più può trencio capissi. Come già fatto? Everything is ready there in Italia. We have to be there the next week, and we bring all kind of goods that we need. And I think that we make a lot of money there. Everything's good there. Italia is the nice way for us. We have to take Italia. Fratello, appena guardate nel benedicino condizionatore, cadente, facci sentire, vai. Tutto questo è che io non lo voglio fare di capo, come chiude la mano. Ma si capisce io, se avete qualcosa spesso, ma non lo vuoi tu. Perché stai parlando mandata a me? No, ma quando vuoi, tu vuoi. Non mi preoccupare, io ci ho fatto di come ci mettiamo un filtro. E ti c'è un filtro alla nuncia, passa la zona fratello. Si capisce io, ma come prima, ma sarà sempre più chiara. Mamma mia, non ce la faccio più, ma io appena tacciamo barre che tacciamo mirato. In belle situazioni, io stavo lì, è un'operazione esagerata. Vedo la mia che si sente meglio? Tornare di essere nuovi voluto, ma no? Ma si sente meglio, essere nuovi voluto. Pronto? Pronto? Ma chi è? Ma come chi è? Oh cazzo, sono Franco di Popalo, mi hai detto tu chi sei? Poi Franco ti sottolineo la ferrovia. Poi Tani, come stai? Sta a posto, no, Tani mi sono perso una vicina alle chile, però è roba buona. Roba buona? Lo tengo io, tengo roba che è arrivata dalla Colombia che tu non mi faccio. Vabbè, ma non è che mi può consegnare per stasera una vicina alle chile? No, a consegnare non posso consegnare perché non tengo nessuno, che stava lì a pigliare tu. Ma non sto mancando di un deposito, Franco di. Ma tu sei pratico di Sant'Erasmo? Diciamo di sì, più o meno. Allora non sta pompa e benzina, sta via Santa Lucia Filippini. Mira, al numero 24 sta un Parco Caglia. Tu tra Savieri, non subito un po' a sinistra trovo un deposito mi trovo. Ma può fare a pigliare, insomma, non è che mi viene a finire. Ma grazie a farmi a pigliare, mi è venuto di parlare per il telefono. Ci prima fra mezz'ora, piazza la ferrovia, farò terminus. Poi ci vediamo a roba allora. State buono. Ciao. Questi ci siamo di Franco di Popalo. I migliori uomini, Colaiani, Paudici e Cosimo. Vediamo da tutti e tre, organizzate e preparate le macchine. Si è segnato l'indirizzo. Baro, sono Damiano. Senti che la situazione da città fa l'hai fatta? E guagliò? Hai visto tu? Ok. E bollicini? Ok, buono. Ok. Oh, ma raccomando,
Parla poco a telefono. Parla poco a telefono, l'aria è inquinata. Ok? Già avevo parlato assai. Ciao Barò, state pure, ciao. What you say? What you say? What? I need it today. I tell you today. If you can bring me the good, tell me. I give you money. I give you all the things that you want. You have all. What you say? What? I can't. I have to go in Italia. I have to bring the goods. Yeah, yes. It's for today. No. I can't. I tell you I can't. Allora 10 kg mandiamo a Piazza Garibaldi, 5 kg mandiamo a Piazza Dante, 10 kg mandiamo a Piazza Pubblicità. 8 kg mandiamo a Piazza... Aspetta, che cazzo stai dicendo? No, dice Colaiano. Se la manda per te, ci stanno la porticella entrate da dietro. E tu mi seguite, Paolo tu giocava alla mia, ma raccomando, vai più a chi se la già resta, non facciamo nessuna brutta figura. Va, Paolo. Lasciami una cosa, 4 kg ci mandiamo a San Giovanni, 4 kg ci mandiamo a Pubblicità e 4 kg ci mandiamo in casa nostra. Piazza Caruso, ci mandiamo a dare 5 kg, ci mandiamo... Mattina il 7 kg ci pulito mandando dopo Montesano. Dopo Montesano, a Piazzetta Monte Calvario. Piazza Carolini ci sto. E vabbè. Dove voglio andare? A Piazza Garibaldi, a Pisa, a Piazza Garibaldi, diciamo. Stanno a posto. Vabbè, tutto a posto, voglio come tu. Vabbè. L'importante è che mi avete capito buono che lo faccio vita. Va bene. Tu mamma fa voi. Pensate di fare. Quando pensate di pulire di nuovo, quando vi da cominciare a caricare? Stasera sì, sto proprio. No, stasera no, perché stasera sto impegnato per cose mie. Al limite caso mai a cominciare a andare di mamma. Allora caso mai rimane il notte ce lo dico a faccia. Giovanni, come stai? Senti come state, polizia! Vieni Bombano! Vieni Bombano, sapete una chiappa per il marito zucchero! Calmati un po', leva sta cosa Franca di Bombano! Rispetto! Franca di Bombano! O sapevo una chiappa per il marito! Capitano! Vedi che vanno a rete, Franca di Bombano! Leva sta cosa! Non ti leva nessuno a chiasti di sconzo! Ma ti devo andare, come ne è merda, ma ti devi in ginocchio! Una cravattella, vuoi camminare in da macchina bella! 30 anni cazzo non ti leva nessuno, persi che perquisisci! Persi che perquisisci, non ti muori, metti in mano la perché ti faccio un buco in fronte, ma non è vera Dio! Non manda vittoria! Oh, bravo, te l'ha fatto, levate pure tu questa cosa, la voce si vogliono le tue che queste cose per Aspetta, è il caffè. Innanzi tu solo caffè, il caffè. Eppure da chiappa che mano in do zucchero, baro a te, non ti preoccupare. Rispetto, non va avrai mai io piacere ma chiappa che mano in do zucchero, perché io tengo diabete e dice te voglio due che levano queste cose, Ti faccio asciare a galera quando la piaggia fetisca volando. Ci siamo spiegati? Andiamoci, voglio. Chiappuia, si tacchia, ti spezzisci. Non mi fa dormire tutta andata. Si taccia l'indemone. Vaffanculo, t'ha già acceso. Damiano, stavo fare una risata. Dimmi, Barò. Quando è stato un paio di giorni fa, tu ricordi a chi l'ispettore Lucarello, che lo cosa curta là? Ma che tiene che lo trencio in quel sardate estate e inverno? Si sapesse che mi ha combinato un paio di giorni fa. Ha fatto un'irruzione in due depositi mia, ha fatto. Isso è 4-5 uomini dei suoi. Pistola a mano, mitra a mano. Ha detto vicino a me, ha detto pure da chiappi a te. Mentre invece ha fatto una grande figura in merda, perché isso era convinto che chiappa troppo. Invece ha trovato un caffè. Poi si è pigliato addirittura la conferenza. Scusami Damiano, ma mi sembra in faccia, hai pure da chiappa che mani in do zucchero. Lo sai che ci ha risposto? Ha detto non l'hai mai piacere ma chiappa che mani in do zucchero, perché tengo diabete. Hai fatto buono, però voglio, stiamoci accorti dall'aria inquinata.
Ci vanno americani a guidare pure a Issa, ci vanno. Vuoi ci magagnare? Americano. Americano. Barone, prima non te la città perché se ne vogliono andare. O sai perché l'ispettore Lucarello è buttato te? Perché tu parli sempre al telefono. Li avverni con questo telefono. Perché? Che la telefonata che tu fai, che le ci fa restare? Da mia, una telefonata ci fa. Allora, che la telefonata che tu fai ci fa restare? Questi hanno fatto una figura in merda. A me mi hanno mandato a chiamare la dottoressa, che si chiama mi hanno mandato fuori. Mi hanno dato un bere, mi hanno dato un sciacquo. Secondo me non hanno fatto una brutta figura. Cazzo, dice una brutta figura, rispetto. Abbiamo fatto una grande figura in merda. Pessico, noi abbiamo trovato droga, abbiamo trovato un caffè, comunque una cosa abbiamo trovato. Ma poi rispetto comunque forse ci stanno quando ci vuole queste figure in merda la faccia. Poi si mi ha portato di fotografie, che ha scattato Linda Ville e Antonio Basile. Antonio Basile che squadra moto, i guaglioni là, lo stilista, quello che li ritorna. Hanno dominato chi ci stava, Chi ci per fotografie. Chi ci sta? Il barone. Hai visto? Ecco, ma dobbiamo solo fare in modo e vedere come mi presentare sta villista. Io forse un sistema ce l'ho. E poi sì, ma fate lasci subito. Una buona infiltrata, una bella guagliona. Una bella guagliona. Sempre del nostro corpo. Sì. E vi dico pure cosa ho pensato. A chi ho pensato. A chi hai pensato? A Riccio. Benedetto. Non potevo pensare meglio, Persico. Perché a me fa proprio piacere la tenere da squadra con me. Ma non me la chiamare perché ha voglia della squadra mia Benedetta. Ha voglia. Riccio, io ti ho mandato a chiamare perché dobbiamo risolvere un caso internazionale. E di chi si tratta? Tiene presente a Franco Ferriera, Franco Barone? Franco Dillo Barone, già come hanno no? dalle forze dell'ordine Sì, con sì, tutti i sì. vari magagni che vi fa. Ho mandato già a pedinarlo a Cosimo, me l'ha fotografato, mentre entrava in una villa il Antonio Basile. Antonio Basile? E che ci azzecca Antonio Basile? Io Antonio Basile l'ho pedinato e ho indagato su lui un paio di anni fa. Antonio Basile, diciamo, vuole fare lui l'artista di tutte le modelle, ma alla fine Chilimo non capisce proprio niente. Persico, Perché in poche... scusa, prima di fare caffè, Persico. In poche parole, lui ci prende le ragazze dell'est, come voglio un giorno così io ti faccio fare l'attrice, la stella di Milano, la stella di Milano, di qua e di là, poi alla fine mi metto a firmare e non fanno più niente. Grazie. Stanno nel Basile, che c'ha Allora, noi nel modo che possiamo fare per infiltrarci in questa cosa, o può fare solo tu, Riccio? Mi devi filtrare come modella. Come modella, perché ringraziando a Dio. Sei l'unica che può insomma entrare a infiltrarsi in questa operazione. Visto la tua presenza. Vi ringrazio, ditemi tutto, un bel lavoro, quindi io faccio di tutto per il lavoro. Comunque tu tieni a disposizione. Va bene. Riccio. Tutto chiaro? Tutto chiaro. Niente, assunto c'è iniziato a fare risi in bianco. Sempre visto, perché pur parlando che i colleghi mi hanno detto, segno quando facevo occasione per curare da coccolo c'era un po' che fa. Allora l'hanno pigliato in giro, ha detto, ma perché posso Cristiano ad essere pigliato in giro? Poi fa mantenere un po', sai, che la dite, sempre perché voglio bene. C'è iniziato a fare sui Chi mi ha chiamato ha detto, ma dove fai questo ferisse? Mi ha fatto un bello bravo, bella stretta, ce l'ha messa a fare. Che sta ciccia è tranquillo e le va trovando una coda e braccio alla ride. È come se non bastasse a vicino a me per questi conti e contorno. Mi ha fatto un po' parole vero e di friaglie. Sì, io poi aspetto stasera quando ci sono le scene per essere un po' quazzo a me, ma tutto sommato io faccio vista su di che tu sai, io voglio bene, e sì, sto bene, mi voglio bene, io ricambio in questo modo. Sono felice vista che già fa.
Oggi dici, dice lui, anni un filo e mezzo, non fa tagliare Franco di Loparo, un ispettore Lucarello è perso. Lucarello che tu trenci vuole pareva con Drake. Quella pistola si impostava, sai, io vicino, chi lì, la figura in mano. Ma nasce la terra lo fine seminati che l'albero di limone che si ripetono a fare più lucidi che i di rottoni che stanno attorno a chi li casce di gnamma frascia a rustannare come dei meglio trapassati, tutti i trapassati tuoi. Che stiamo dicendo? Non ce l'ho l'ultima parola, rispetto. Non capite perché con la città napoletano stretta, mo te la ripeti in italiano largo. Mannaggia la terra dove furono seminati quei teneri alberelli di limone che sono serviti a rendere più lucidi i pomi di ottone che adornino quelle casse di legno di abete fradicio a rustannare come dei meglio trapassati, tutti i trapassati tuoi. Ho fatto una piccola commemorazione dei defunti, Paudi. Vi capite che se tieni la zanzara si mette in scella annanzi all'occhio, ma te lo morsi. Buongiorno. Buongiorno. Senti, stai prendendo che cavolo stai facendo? Sto facendo solo figure di merda, solo figure di Ma non merda. ti preoccupare, se rischi non si Buongiorno, aspetto Bucarelli, signor Persi. Buongiorno Ferdinando, ci chiamo sempre Bucarelli. Chiamatemi Ferri. Ferri. Che cosa vendete stamattina? Che fa sempre le stesse domande, lo sai bene, scrivo, solito caffè macchia, stava sempre a bellire. Che prendete, aspetto? Una bella premuta di limone con bicarbonato. No, ma stamattina un cappuccino proprio pigliato. È perché era ci mangiare poco pesante. Ci mettiamo già la vostra, qualcunato pesante. Fa troppi domande, stiamo a cagnare a barra. Si sa, sai. Una premuta di limone, un caffè macchiato rispettoso. Tre umani come? Cenetta, solita cenetta leggera. Ma leggera? Ha fatto un valutino vero. Ha fatto una tiana di rauè esagerata. Cotone, tra chiuvelle, sa ciccia, friariello, comunque che tu di caffè. Ma brucio il stomaco e tengo pure un po' con l'acidità. Ma che tu ne vai da porta, Ferdi? Aspetto un po' sempre veloce. Io sono avanzato tutto, E posso perché parlare la vostra. Che regaluzzi? Uno per me e uno per me. Ma cagnabba. Senti, secondo me a me sa di te stomaco mi porti che tu paudisci. Ma io faccio la fine di là, pensi quando pensassi che mi tengo attorno. A me mi ha avuto stomaco quando vedi, pensi che ti va pigliare. Ma io faccio la fine di là. A chi là domani a Casablanca. Però chi si mi tenga a attorno. Lo metto a fuoco da porta di Dracula. E poi quando usato lo metto a fuoco. Rispetto, scusate, lo metto a poco lungo. E dammi la ruota, Ferdinando. Pensi che mi ha cagnato a barra. Avanti. Permesso. Buongiorno, ispettore. Ciao, Benedetta, Benedetta. Prendi, a parte la tua bellezza, hai portato qualche bella notizia? Ottime notizie, ispettore. Sì. Sì, caputo. Ehi. Antonio Basile è un porco. Dopo 5 minuti che ci siamo conosciuti, lui subito ci ha provato. Benedetta, ma mica ti ha messo le mani addosso? Persi, come ti va pistola a mucco? Allora, ispettore, io ho scoperto il nesso che ci sta tra Antonio Basile e Franco Barone. Franco Barone ha la sua nave ferma nel porto di Pozzuoli. Che c'ha Franco Barone, ma so che? Nave sul porto di Pozzuoli perché deve Che fare si una grande accatta la nave festa. Franco Barone? Benedetta, Franco Barone. Non te ne manca la luce in frigorifero fra la casa. Pensi che fammi aspettare poco dopo, chiamo. Hai sentito poco? Allora? Caputo. Ma tu che mi domanda, mo? Allora, Franco Barone deve fare questa grande festa perché aspetta dei produttori cinematografici americani. Produttori cinematografici? Produttori di droga. Produttori di droga, non lo so. Comunque, è andato da Antonio Basile e gli ha detto: tu vieni con tutte le tue ragazze in questa grande festa. Allora, Antonio Basile che ha fatto? Ha chiamato ogni singola ragazza separatamente e gli ha detto: se tu vai a letto con questi produttori, a te ti uscirà una grande parte in un film americano. In poche parole, ispettore, il buon fa film marchetto. Aspetta, dimmi una cosa, ma mica la proposta deve essere fatta pure a te? Io diventerò la grande stella di Hollywood, però devo andare a letto con lui, Persio.
Hi, how are you? Ah, sei buono, ok, fine. Ok. Yeah, when you coming back in Italy, in Naples, Porto? Quando vieni qua? Figurati, sanno passato pure di risporca, perché io sono risporca. E che là che stanno attuando sono risporca ancora adesso. In quanto tu devi avere la fermezza da poliziotta, perché tu Benedetto sei una poliziotta vera dentro, perché tu tieni a rende ostacci. Aspetta, grazie a Benedetta, se oggi abbiamo delle informazioni vere. Senti, ma il present for me è buono. See, my present is nice. Oh, buono. Ok, vabbè. No, because of my friend, you know. For my friend. Yeah, miei amici. Ci vediamo alla festa allora. Va Pensi che bene. preparate per la festa? Struzzo, non sparato, voglio parlare con l'ispettore Lucarè. Sì, dottore. Vabbè, dottore, buonasera. Aspetta, io non lo so, io non mi faccio capace, per me c'è tassa qualcosa che non va. Eppure c'è qualche collegamento pure tra Barone, Basile. L'arresto non l'hanno fatto, ma comunque c'è stato qualcosa. C'è qualcosa e andiamo a risolvere questa situazione. Che Basile sta in giro la prostituzione, che se non mette per iscritti, è sicuro. E sarà solo prostituzione? O sa fare una prostituzione pure la droga? Secondo me un barone, dato che porta un menate che è malato, diciamo che le piacciono di fare queste cose, questi scambi, queste cose ingiuste, sta collegato con su Basile perché probabilmente te ne avrà su giro di guaglione in mano pure su Basile. Però questo è femmina. Chissà quando parla fuori amore, non ha capito che resta l'amore, poi stanno parlando a loro. Allora, Persico, mo barone, o per prostituzione, o per droga, o per pedofilia. Non l'hanno arrestato. Non l'hanno arrestato. Aspetta, Che è Ferra? la prima sta Giovanni. Un certo Tornino Vichingo parla con voi, mi piace pure uno in ostaggio, non scasse pure lì, ma è là. O Vicky, volevi parlare con me, mi hanno dato a chiamare, che buono. Parla, dice. Rispetto a voi, ma darà un elicottero e €1.000.000 in banconote da 100 e da 50. O Vicky, se tenete sta roba te lo devo a te. Hai capito che non abbiamo manco una mesata? Ma lascia sta guaglione, fanno io. E non fosse strunzo, tu sei stato di scemo. Hai capito no, che se no tocca ti fa malamente. 30 anni di carcere non ti leva nessuno, Vicky. Lascia sta guaglione e fa poco strunzo. Se non mi date che le carichi a spara! O Vicky, fa brava, che l'ispettore si esce dai lenzuoli. Diciamo se io facendo le fonte una cosa a chiuccare la vita mia. Ha ci pigliato una bronchite. Stiamo rifondendo il trench, ma stavolta non la passa liscia. Perché allora non può fuori, non tieni scampo, Vicky. Perciò lascia stare sta creatura e fanno io. Sporca. Rispetto a voi state insinuosi, a me me lo fate proprio, verrà a spara! O Vicky, ci può far sparagnare qualcosa? Uomo stai elicottero a mia €1.000.000. E ci nascimmo con una bella magnata a Poggio Reale. Che ne dici? Rispetto forse non ci siamo capiti. O mi date che le carichi e a chi sta a spara. Ti pare che stai in casa in poca mano? Logo come stanno e cose 15 anni di leva nessuno. E se a Cina vogliono sono nati 30 anni e sono 45. E 30 e tieni tu. E 50 e Portugallo stanno a €800 chilo la galera. Ti conviene? Rispetto, non me ne fotte proprio, se rischi non mi stire. Ti non chiuso 30 secondi. Siete sicuri che le castate dicendo? Poi ti spara in cuore.
Pensi che tutti certi con i viking si cuceva con l'acqua soia? E cos'è stato? Pessico, tengo che l'agnolo da me proprio che è un martirio a vita. Ma mi aspetto, non mi parlate di suocera, per piacere, che per me è crociani. Pessico, cagnate discorso, no, ma da cagnate discorso. Lo stesso problema mio non lo tieni tu, perché l'agnolo da me è particolare. Ma scusate, la cosa più importante, mi chiama Enzo, ci cerca questo piacere. Tieni un problema con me, tengo i cagnoli tu? Peggio. Non credo, Pessico. Comunque cagniamo di discorso. Scusa un attimo. Mi chiedo, ho caduto vuoi ora? Pronto? Enzo, ciao amore. Ciao, ti posso disturbare un momento? Sì amore. No. Sono con Pessico. Ti voglio chiedere un piacere se è possibile. Ma che lo torna stasera? No, amore, tengo che fare, c'hai in ufficio, teniamo che fare, si è fatto pure tardi. Sono potuto aprire un attimo una cosa con Pessico che va a fare il servizio da solo. Era pensato di fare tutta una poca prosciutto e mozzarella. Prosciutto e mozzarella? Stasera mangi bambino con me, no? Stavamo da mangiare a casa. No, mica mi dispiace, stavamo da mangiare allora. Se andiamo un po' a accattare niente. Ah no, solo dopo può fare sto piacere, ma sto turno alle mangi scordati, ah. Ti voglio bene, niente. Fa una frisella. Sì. E una frisella con due pomare della coppa. Sì, che cazzo, ci mi frisella. È solo quando vuoi tu però mi fai cose buone. Ma dai, mammina sta seduta, sto ci per mammina per te lo pesa. Hai capito, mammina, sto parlando con Pessico. Ti voglio bene, niente. Ti posso fare un sms, così ti dico che lo mangi scordati, che oggi me la mendo con cada cosa. Non va a accattare niente, No. Babbo, mandami un messaggio, mandami l'SMS. Ciao amore, ciao. Ciao. Ciao, non basta, ciao. Non state inguaiate, non solo la Pessico, esagerato. Pessico, sai che ti dico? Il mio fiuto di ispettore mi dice che stiamo vicino. O mare. Che se pure è buono. Però no, mi sento una puzza dall'aria, Pessico. Ci stiamo avvicinando a qualcosa che è molto familiare a noi. Non lo so ci credere. Speriamo bene. Non c'è male ufficiale. Io sono un po' preoccupato. Sono proprio preoccupato perché tu sai, mi ha fatto questa cosa, i compagni miei fuori che vengono a New York e cose. Ha girato tutta la situazione mano un barone, amore di. È fidata però 300.000 cazzo, mentre sta parlando con caffè, femmine, in macchina. Se si mettono a parlare pure la roba che è arrivata, che si ha paura mia? E allora si andarisce a chi andate a parlare al telefono, a me in questa fase. E ci ha già avvisato, però mo sono preoccupato perché chi parla, vado che parla uno, vado che parla con l'altro, poi si affina. Rispetto, io penso che siamo arrivati agli scoccioli. Credo che massimo in un paio di giorni ci comunicheranno la data, l'ora e il luogo di dove faranno questo festival. Io dico che se da questa situazione c'è secca Franco Barone o vanno a fare compagnia a Tonino Viking. Parola dell'ispettore Lucarelli. Ma serio. Pensi che mi sono appiccionato. Ma sento freddo. And freddo, mi sono sfaziato e me ne voglio dire. Pensi che io non mi muovo finché non troviamo un modo come mi fa passare in coppa che la nave perché la già controlla bene l'entrata e l'uscita. E poi ci devi venire tu modo in capo perché onestamente io me ne voglio dire a capo. Basta. Ma che mi fanno tutto? E chi mi ha guardato così? Pensi che una mese te la tengo. Mi buttata fuori. Ma tu quanto tu levo pizzetti? Non ti capite bravo, pizzetti? Non lo vedo, ma poi c'è il suo pizzetti. Ci vestiamo a gay? Rispetto a io gay, non lo faccio, non l'ho mai fatto e non lo faccio fare, punto.
Buongiorno. Salve. Buongiorno. Siamo venuti qui per noleggiare questa barca. E cosa trattate? Moda. Moda. E per quando vi serve la barca? Una decina di giorni, amore? Sì, una decina di giorni va bene. Fra 10 giorni? Sì. Le è possibile farci visitare i loculi? I loculi. I luoghi. I loculi. Sai, noi veniamo reduci da una tour in Non si Parigi vede. e siamo un Si po' vede. con le lingue ingarbugliate. Si vede. Gianni, mi chiami la signora Rosani? Cominciate intanto a visionare il salone centrale mentre arriva la direttrice, la signora Rosana. Buonasera. Ciao, io ti affido un attimo ai signori che si occupano di moda. Vorremmo organizzare una sfilata. Vi lascio. Prego. Jennifer. Molto lieta. Jennifer, signora, possiamo dare un'occhiatina a questa navetta? Sicuramente. Questo è il salone principale della nave. Prego, accomodate. Jennifer, Amore? seguimi. Vai tu, amore, resto qui. Prego. Allora, Jennifer, di qua, di qua ci sono gli uomini e qualche donna. E dall'altro lato ci mettiamo qualche uomo di là e qualche uomo di là. Jennifer, arriveranno qua e faranno questa pirulè. Poi man mano andranno di qua. Signora, posso? Certo. E quando ha spese fino a me? Mimì, anche più là, vedi, c'è una porta. Guarda. Signora, posso? Faccio con comodo. Grazie. Allora, Jennifer, di qua. Sì, amore, proprio lì. Guarda bene. Li possiamo fare entrare anche di qua. Bravo, Mimì. Allora, arriveranno al centro della sala. Ci stanno il ponte passeggiato, guarda. Devo vedere i loculi. Devo ci vedere. I luoghi. Ah. Signora, posso? Certo. Grazie. Jennifer, tutto ok? Allora tutto ok, ho visionato tutto. Di qua alla fine entreranno tutti gli uomini e faremo fuoco. Barone, quando ha pigliato da questo? È un po' di ventotto. Ma le donne? Allora, tutto a posto, è piaciuta la nave? Posso gradimento? Stasera facciamo questa festa. Aspetta una vostra telefonata. Vediamo. La telefono io. Jennifer, alla signor la telefono io. Dimmi come al solito. Signor, arrivederci. Grazie. Che sta succedendo? Ragazzi, se non faccio non si... È stato il vostro avvenimento? Molto bella. Arrivederci. Al più presto. Vabbè. Arrivederci. Altrettanto. Arrivederci. Arrivederci, capitano. Ciao. Che personaggi. Ma ce l'andiamo un attimo dentro, prendiamo un attimo le carte. Perché ci sta quella cosa che ti volevo far vedere. Adesso come si parla ricattata, mamma mia. Ma mi brucia, non sono attaccate che mi provo Allora, la sono attaccati, si stanno dando mano in mano per non sciolare, pessico. Ma perché tu dici che c'hanno... Rispetto, questa è la nostra grande occasione, che facciamo un mega arresto. Mega arresto. Pessico. Non c'hanno scavato. Tu fai meglio fumanella che all'uomo. Hello! Mosè! Moses! I'm Damiani. Damian? Yeah, when you coming back in Italy, in Naples, Porto? Quando vieni qua? Domani io sono da te a Napoli. Vieni qua? Ok. Ok. Hai preparato i soldi? Yeah. E le donne? E le bollicine? Oh, buono. Ok. Tomorrow I will be in Italia for a big business. Ci pigliate sta macchina proprio per non ci fa, insomma, scoprire, perché io più o meno la macchina non sta conosce. Pessico, per mare non ce ne potevo io. I miei guaglioni stanno trovando già là.
Perché roba che tu bagno con frate tu pensi che il mare non voglio vedere manco che la televisione. Io una cosa tengo che sto un po' preoccupato. Però vi dico la verità, io sto un po' teso. Penso che a me l'attenzione non mi fa niente perché tu sai, io lo tengo in tuo sangue. Però la paura mi sono che... I nostri migliori uomini. I nostri migliori uomini. Che diciamo hanno poco. E di meno che mi pare che da c'era la maschia. Comunque a che ora... Ma stanno a rete. No, l'hai fatta avviare per non dare nemmeno. Ah, l'hai fatta avviare? Speriamo che non ci compito nessuno aia. Ma ci transeva un amore finché non arriviamo noi. Pensi che a me la paura mi ha chiuso con gli anni. Tu lasci fare del tuo barone, ma vuoi fare sta come se fosse pizzarrisi, che si pensa che stiamo valziando. Voi dite? Se non usa telefonino, su tutte cose, perché che capitano? Ci penso delle passi. Io penso delle passi, siamo a fare denunce. Sei bellina veramente. Sai che sei una delle più belle ragazze che c'ha l'amico mio Antonio Basile, c'ha nella sua agenzia. Le conosci tutte? Ma diciamo, io in particolare sono amico di Antonio, le ragazze adesso ho avuto la gioia di vederlo. Quindi lo conosci benissimo? Voglio, vincevo con la mia carriera, tanti anni di sacrifici poi a finire in tuo gabinetto, l'angolo poverito, c'è stata tutta la vita nostra, voglio la mi arrestato. Stasera per portare questi occhi così belli nel confondiamo. La macchina una volta di quando sta ammazzando. Dico ragazzino, ma te potrei fare un'eccezione. Tu e un collega di Minopoli me ne trasiti per la porta a destra, poi tu ti infili per diretto. Vuole la fortuna devi cercare. Molto provare l'ebbrezza di stare insieme a una donna che mi manca da parecchio. Si può dire che sei stato un pedofilo, sto provando? No, un pedofilo. Noi vogliamo andare a passare tu comandi. Va bene. Caricate le armi. Yo, what's up, nigga? This is G Hard, Overton, Alaska, and my man Mosey Law. What's going on? This motherfucking Luke Welly's top. They don't want us to roll that game, man. What's up, man? We fucking niggas. Let's go. Rispetto, Lucarelli, we don't give a fuck about rispetto, Mexico, we don't give a fuck about rispetto, Lucarelli, we don't give a fuck about you, cause we the gangsters, we don't give a fuck about rispetto, Lucarelli, we don't give a fuck about rispetto, Mexico, we don't give a fuck about rispetto, Lucarelli, we don't give a fuck about you, cause we the gangsters, gangsters, gangsters. I'm big over Don, side of mafia, get a boy, I'm stronger than a medical, Lucarelli, Mexico, bruh. Both of them, they buy low when they come before me. I can't do make fun the south dope. They got a gas in the police code. I make flow even though the weather get cold. Real ghetto boy, can't double dough. Did around the locked in the hole. While they sit on my laps, can't fat dough. Fuck the carbonary, we got it at the ground. They got a seminary. It's a love case, nobody get paid. Nigga, it's a street battle. You can never do nothing. Fuck. I'm nero cattivo e io non mi frega un cazzo, ma non c'è mi sei. Rispetto, Lucarelli, we don't give a fuck about rispetto, Mexico, we don't give a fuck about rispetto, Lucarelli, we don't give a fuck about you, cause we the gangsters, we don't give a fuck about rispetto, Lucarelli, we don't give a fuck about rispetto, Mexico, we don't give a fuck about rispetto, Lucarelli, we don't give a fuck about you, cause we the gangsters. Yo, shut the fuck up, niggas. Stop talking if I'm on the fucking Lucarelli. Who the fuck is he? I don't give a fuck about him. He's a motherfucking punky punk ass nigga. This is G Hard, the whole so the hard nigga. I wanna talk about a bitch called Benedicta. She's a motherfucking poor police bitch, boy. I don't care. She's so beautiful. She got a big breast and a big bum bum, homie. I wanna
tryna make sure I let the chick in my bed. So they fuck the head out of her fat bread and fuck the pussy like a real gangster way. Cause I'm a gangster. I wanna hear her make the sweet sound like a ooh yeah, G-hard. Put it on me, she's so sweet, she's so nice, can't wait to have that bitch called Benedito. Oh! Rispetto, Lucarelli, we don't give the fuck about rispetto. Mexico, we don't give the fuck about rispetto. Lucarelli, we don't give the fuck about you, cause we the gangsters. We don't give the fuck about rispetto. Lucarelli, we don't give the fuck about rispetto. Mexico, we don't give the fuck about rispetto. Lucarelli, we don't give the fuck about you, cause we the gangsters. Fermi tutti, polizia! Con calma, gli uomini da una parte e le donne dall'altra, dai! Mette mano alle spalle! Mette mano alle raga! Non ti muovere proprio! Rispetto a chi sto da chi, tutto a posto. Is it the police? Italian police? Pensi che listen, look! Che c'è sacca? Quello che cercavamo noi! Quanti mo? Ah, droga, come pensi? È droga! Non si può più così, aspetta. È droga! È droga! Cammini, scina a basso, muovi! Scina a basso! Muoviti, alzati! Dai, mani dietro la testa! Ehi, che mano alle tacca! Vai, cammini! Oh, alza sti mani! Oh! Cammini! Vai! Come on, my friend! Come on, go! Sit down nel carro, andiamo a vedere. Andiamo a guardare chi sei, per piacere. Sit down. Ok, è buon bravo. E quanta bella gente, Persico! Mamma mia. Ah! Tu non ti muovere a loca. Lo sai che quando viene l'ispettore di Aluca più? Lei ha un viso conosciuto, solo che c'è la coperta. Fammi passare un po', su. Si accomodi di là, venga. Su. Stai pure tu qua. Si accomodi. Benedi, se permette a chi ci pensi. Fattene poco a coi. Fattene poco a cagarte processo. Mettete dopo. Ah sì, e non ti muovere perché ti faccio un buon confronto. E non ti metti scorna che siete a foggioni che si quattro scia. Mettete là pure tu, Oni, e che da già dici a te? Che da già dici? Mettete pure tu, Ah, sei pure tu qua! E che fai da nascondere dei neri? Mettete là pure tu, va! Mettete là, mettete là, con la llave! Ma raccomando a chi? Ah! O capitano! Capitano, se ne va la coppa stasera, c'è tu! Fatene poco a coi, fammi questo! Ti faccio fare il capitano! Vanno a tutti i barcatelli e cari! Persico! Vengo, ispettore, lei si accomodi di là. Persico, vieni a qua! Eccomi. Persico! Eccomi. Piglio tu a chi sei che a me mi sta udando lo stomaco. Come lo pigli, per capire? Ma piglialo dove tu abbassi che mi fai tu qua a me. Ma oddio, cala su cosa, se no affonno a manavo. Persico, a chi si che mandiamo paese loro. Vedi buono si sono uniti perché hanno sta franca dietro il barone è tutta roba a fame. Chi sta capace che non sono manca niente. Andiamo, forza. Aspetta lo sorni. Vai. Sta pure ubriaco, chi si fa Vai, ma chi sta, non ho mai visto tutta sta munnezza a un posto. Signore, scusate il linguaggio un po' colorato. Bello, una malaccolai. Cosimo, fate il settassi, signorino, che già stanno tutti ci fermati.
Assettate, accomodate. Vado in occhio. Tu tieni una faccia conosciuta. Mai visto. Mai avuto il piacere di conoscere. È in servizio, non si beve. Come vi chiamate? Damiano. Damiano. Voi non faticavo andare all'albergo? Alberto, questa è casa mia. Io faccio l'imprenditore. Questa è casa mia. Forse vi riferite a mio fratello. Quel povero disgraziato. Sì. Il portiere. Vostro fratello è una brava persona, signor Damiano. Voi dite? Anche io. E tu che ci fai, mi sa che si qua? Ti piace? Pure a te o vino canino, pure ti piace o vino canino. Se attorno stai. Ah! O barone. Franco Barone. Ah! Che bella cosa. O barone, questo me l'ha già stipato per te. Ma non tu fa vivere. Ti muovi via faccia tua. Ti fai un pizzarri se ti fai. Tu dicevi che ti acchiappavi in mano in zucchero. Credi è passato diabete. Credi. O diabete non lo tieni più. Antonio Basile. Ancora in te magagnessi guaglione. Antonio Basile. Non si vede allora. Stai sempre innanzi. Ma para la mutanda. Antonio Basile prima fai persone serie. Capito? Perché tiene col capello bianco in capo e non volesse. Che manca così quando non ne tiene proprio a galera. Guardate là che faccia i cazzo. E allora fate pigliare a chi sto scassi di bulè. Persico. E che vai a dire? Avete scordato che un passaggio, il Basile, che ci ha provato 2 volte con Benedetta. Volete scordare questa cosa? Ti piaceva Benedetta e Basile? Hai voglia di suonare? Hai voglia di immaginare? Ma sono cazzo dei suoi. Signor Damiani, questo è spaccio internazionale. Voi dite, loro si sono trovati per caso, io sono il proprietario di questa barca. Bisogna sempre vedere le cose come stanno. Le cose come È stanno? il vostro punto di vista. E pure che a borsa di tocca che ti vengo per i paudici. Che dici? Quale borsa? Quale borsa? Persico, pigliano poco che la borsa di tocca. Signor Damiano, ormai state con le mani nel sacco, ma busti di droga, scegli, paghiamo in faccia e vi faccio break, se non c'entrate niente. Ok? Aspettava capitano. Sono miei ospiti, io non Che posso... te ne ancora faccio, te. Sono miei ospiti. Ma lei si rende conto? Damiano, uomo c'è maschera la faccia. Sti nidi che c'entrano? Loro vengono da Miami. E telefonate che ti fai? Telefonate. Parliamo anche l'inglese. Parliamo pure americano. L'intercettazione secondo te? Come anni? Dimmi, aspetta un Non minuto. mi mette a registrare. Come anni? Vediamo che la borsa di droga. Ah, vediamo mio. Prima si darà ancora la faccia. Do you like Naples? Sì. Ta faccio schifo. Jennifer. E là sta pure il capitano. Capitano, ricordi me? Se non ricordo niente. Ah, il capitano non si ricorda niente. Il bacio che ti ho mandato quando ce ne sei venuto. Non ricordo. Sta imbriaco d'acqua e mare. Come anni? Aspetta la troppo. Vieni con me, vieni. Che sta che ah? Che sta che Damiano? Non parli più, no? Ah? Questo che cos'è? All'ispettore Lucarello non ti sfugge niente, ma ti dà per rinde il cervello. Colaia, poi sta munnezza. E piglia sta da munnezza, e fammi puttare a bascio il cielo del commissariato.
Vabbè, aspetta, e il guaglione? Il guaglione mi fa portare dall'ufficio mio a tutto quanto. Persico. Pigliare le bottiglie di champagne e portano dall'ufficio. Amo. Sai che come lui fuori la porta? Let's go. Rispetto, Luca Neri, we don't give a fuck about rispetto. Mexico, we don't give a fuck about rispetto. Luca Neri, we don't give a fuck about you, cause we the gangsters. We don't give a fuck about rispetto. Luca Neri, we don't give a fuck about rispetto. Mexico, we don't give a fuck about rispetto. Luca Neri, we don't give a fuck about you, cause we the gangsters, gangsters, gangsters. I'm big over dawn, side of mafia, get a ball. I'm stronger than a medical, Luca letter, Mexico. Bruh. Both of them, they buy low when they come before me. I can't do make fun the south dope. They got against in the police code. I make flow even though the weather get cold. Real ghetto boy, can't double dough. Hit around with Latino hoes. Why they sit on my laps, can't fat though. Fuck the carbonary, we got the underground. They got a seminary. It's a love case, nobody get paid. Nigga, if you street battle, you can never do nothing. Fuck, I'm nero cattivo. E io non mi frega un cazzo. Ma non c'è mi sei.